avuto modo e l'onore di incontrarlo sia a Verona che a Venezia e poi anche in Vaticano. È stato il Papa degli ultimi, è stato il Papa che ha dato voce a chi voce non ha, è stato il Papa che amava dire che la Chiesa Cattolica è come un ospedale da campo che non lascia mai fuori nessuno, non chiude mai le porte a nessuno, ma è stato anche il Papa che ha parlato moltissimo di pace, questo lo dobbiamo ricordare e spero che tutti quelli che i grandi del mondo in questo momento mandano messaggi di cordoglio per la morte del Papa, per la scomparsa di Papa Francesco, sappiano che l'unico modo per onorare la sua figura e tutto quello che è stato è quello di lavorare per la pace. È stato anche il Papa del Covid, ricordo quel 27 marzo 2020 in pieno lockdown, il Papa Francesco da solo in piazza San Pietro a celebrare, a pregare e dare anche un grande segnale di resistenza da un lato e di resilienza dall'altro all'umanità intera. Ma è stato anche il Papa delle morti in mare nel Mediterraneo a causa delle attraversate, è stato il Papa che portò la corona d'alloro che gettò nel Mediterraneo. Insomma è stato il Papa che comunque è sempre stato vicino ai cittadini. Io personalmente lo ricordo con grande affetto perché è stato una persona molto alla mano, molto semplice, pronta alla battuta, ma sicuramente acuto nei ragionamenti, non lo dimenticheremo mai. Come hanno accolto i veneti nell'ultima visita, penso a Verona, in quella giornata Papa Francesco? È stata trionfale, basterebbe pensare alla Reina di Pace, aver riempito l'Arena di Verona per l'incontro con Papa Francesco, la messa che si è tenuta poi allo stadio, ma ancora tutto quello che ha rappresentato Papa Francesco per noi. Un evento per tutti, l'incontro alla Basilica della Salute di quello che è stato l'incontro con i giovani e quindi anche lì parlare di Venezia, della sua fragilità, parlare della sostenibilità, dell'ambiente e del fatto di dare una carica a questi giovani. Tutti i ragazzi che sono usciti da questo incontro hanno detto il Papa ci ha caricato di adrenalina. Il Papa era così, il Papa Francesco era così. Voi siete andati anche nel carcere femminile assieme? E con Papa Francesco abbiamo fatto anche la visita al carcere femminile e anche lì abbiamo incontrato le carcerate, coloro che erano lì alla Giudecca, ma anche allora è stato un grande segnale, il Papa che entra in un carcere per portare la sua vicinanza a coloro che sono lì. È un Papa che non ha mai dimenticato gli ultimi.